Ai 200 conclusivi ancora al comando Guresi Super Destiny con Anna De Nurra che ci prova all'interno ed è ancora al comando Guresi che la porta a casa precedendo Super Il dottor Simone Brusso ha preso il processo in premiazione. Complimenti innanzitutto, sei stato un interprete perfetto e dal primo all'ultimo metro e l'hai portata a casa. Un cavallo che già ha avuto il piacere di montare, c'è il suo forte il passo. Devo dire che poi in fondo quando mi è venuto vicino Super Destiny un pochettino si è proprio ripartito bene, un bel cavallo, sicuramente farà molto avanti. Praticamente una lotta in famiglia, hai dovuto respingere gli attacchi dei compagni di allenamento anche se di scuderie e proprietari diversi. Sì, vabbè, io quando sono infantili, quando siamo in corsa, diciamo guardare tanto chi c'è o non c'è, noi cerchiamo di portarla a casa e basta. Poi gli ultimi 50 ho visto che era Calvino con quell'altro ritornino, però scuderia diversa, quindi ho dovuto portarla a casa. Signori Nino Moro e Guresi, vincitori della 47ª edizione del Criterium Sardo. Nino, raccogli l'applauso del pubblico, secondo Criterium, dopo un memo dell'Algher, Guresi, anche con lui sei cresciuto perché da quando l'hai montato tu non ha sbagliato un colpo, quindi. Sì, mi era sempre stato detto sia da Tonino che da Massimo che era un ottimo cavallo. Però sì, caspita che cambio che ha fatto da questa primavera quando ci ho vinto a Sassari, adesso a parte è diventato più bello, il cavallo è più grosso, è un cavallo che secondo me con un po' di fortuna farà un bel passaggio d'età, 3 anni, diventa un bisonte, un cavallone grosso, poi molto freddo, un bel cavallo. Complimenti Nino, hai detto tutto, in bocca al lupo per il futuro. Marco Ladu con il vincitore del Criterium Sardo, insomma Guresi non smette di stupire, era atteso comunque dopo l'ultima prestazione, oggi l'ha portata a casa. Oggi l'ha portata a casa, ha corso un po' indietro, però se l'ha portata a casa, ha meritato una gran corsa, un gran Criterium. Senti, un cavallo in crescita, forse era tardivo le prime corse e ora sta dimostrando tutto il suo valore. Sicuramente era un po' acerbo all'inizio, adesso sta migliorando corsa per corsa, più di così non potevamo presente. Futuro. Il futuro si vedrà, adesso per oggi ci guardiamo questa vittoria che vincere un Criterium non è mai semplice. Infatti vi faccio tanti complimenti a te, a tuo padre, a Checco, a Bobore, a tutti i soci di Guresi. E soprattutto al team coach che come al solito. Il team Coach ne diceva sempre complimenti, però voi insomma è una bella soddisfazione. Grazie mille Bruno. Complimenti. Grazie.